Ciao e benvenuto da mattoscacco.com. Adesso andiamo a dare una rapida occhiata ad una partita svolta da due grandissimi maestri nel 1984. Stiamo parlando di Timman col bianco e Karpov col nero. Ti preannuncio che sarà una partita veramente strana, è difficile trovare dei grandi maestri che giocano partite così aperte sin da subito. Certamente è stata la variante d'apertura a favorire un gioco così aperto, ma è anche molto interessante per capire come i grandi maestri risolvono queste situazioni. Allora, la prima mossa giocata è stata E4. A questo punto, dopo E4 e E5, si entra in una variante che sembra quella della spagnola. D4, classico cambio. A questo punto uno si aspetta, non so, cavallo F6, alfiere B5, ma il bianco effettua il cambio, anziché giocare alfiere B5 effettua un cambio. A questo punto quel cavallo può essere preso con due pedoni, o con quello in B, o con quello in D o con quello in B. Se il cavallo viene preso col pedone in D, sicuramente tutti i due alfieri hanno il campo d'azione libero e si va a creare un'impedonatura. Se si va a prendere col pedone in B, l'alfiere campochiaro può uscire solo nella diagonale C8 a 6, che è molto inferiore rispetto a quest'altra, e l'impedonatura si va a creare comunque, quindi in un primo momento sembra che la cattura col pedone in D sia migliore. Tuttavia la partita procede con B per C6, questo perché questo pedone che è impedonato andrà a sostenere una futura spinta del pedone D7 e D5, andando a creare un forte attacco, e quindi il nero progetta di togliersi questa impedonatura il prima possibile, anche al costo di sfavorire per ora un attimo l'alfiere campochiaro. E5. Ora è tutto secondo la teoria, donna E7, donna E2. Tra l'altro già questa variante è bellissima perché guarda come continua. Cavallo D5, C4, proprio così, alfiere A6. Ovviamente il bianco non può catturare il cavallo, altrimenti perde la regina, quindi ci togliamo dall'inchiodatura. Donna E4, cavallo B6, cavallo D2, arrocco lungo, C5. Ecco, questo è un attimo da valutare. Sicuramente ora liberando la spinta C4 e C5 abbiamo questo pedone in presa, ma è anche un attacco di scoperta perché il bianco ha liberato l'alfiere che può andare a catturare l'alfiere in A6. Quindi come risolve la situazione il nero? Facendo prima un cambio di alfiere, ma il bianco non sta al gioco del nero, infatti gioca cavallo, pedone per cavallo, ritirata d'alfiere, pedone A7. A questo punto manca una mossa e praticamente questo pedone va a promozione e siamo solamente alla 13ª mossa, abbiamo già un pedone in settima traversa. È una posizione sicuramente insolita, ma i due giocatori sanno quello che fanno. A questo punto dobbiamo evitare che il pedone vada a promozione, quindi re B7 e cavallo B3. Qui è stato analizzato che era meglio giocare cavallo F3, però dato che il nero ha arroccato lungo, probabilmente Timman ha pensato che mettere il cavallo nell'ala di donna sia la cosa migliore, anziché allontanarlo in F3. F6 creando tensione, F4 proteggendo, cambio, siamo praticamente al punto di prima, torre E8. Ora abbiamo questa inchiodatura appunto della donna davanti al re e questo doppio attacco, questa batteria di donne e torre da parte del nero. Unica difesa, alfiere F4, donna H4 scacco, era buona anche donna B4 scacco,
G3 per pararsi dallo scacco e donna H5 per andare a conquistare le case bianche. Questa è stata veramente un'ottima giocata da parte di Karpov. Ora torre C1, andiamo un po' ad attaccare il re, no? Ma con re A8, questa mossa è stata seguita da un punto esclamativo, quindi una mossa forte. Con questa mossa profilattica il nero ha tolto ogni tipo di controgioco al bianco e non è una mossa da sottovalutare. Solo perché sembra una mossa passiva non è detto che questa è una brutta mossa, anzi è stata veramente forse la miglior giocata che poteva fare il nero in questa situazione. H4, qui quindi siamo in una posizione molto aperta, non ci si fa più molto caso alle impedonature, come vedi si spingono i pedoni tranquillamente. D5, ecco qui la famosa spinta che dicevamo all'inizio. Donna E3, a questo punto G5, G5, alfiere per G5, alfiere B4, scacco. Il re si sposta in F2. Attenzione che qui abbiamo ancora l'inchiodatura, magari se il nero riuscisse a posizionare un alfiere in B6 o in C5, ovviamente con le giuste precauzioni, si avrebbe un'altra inchiodatura. Quindi re F2, torre in H va in F8, scacco, re G2. Abbiamo praticamente i due re negli angoli opposti. Torre per E5, e qui forse il bianco non aveva visto questa combinazione, o forse non aveva altra scelta. Donna per E5, donna F3, scacco, re H2 e donna F2. A questo punto il bianco si arrende, perché la continuazione sarebbe stata re H3, alfiere C8, scacco, l'unica è quella di avanzare di pedone, e torre F3, scacco matto.